Sì, io presento un lavoro di ricerca di molti anni su mio antenato, l'abate Lorenzo Berlese, nato nel 1784 e morto nel 1863 a Campomolino, frazione di Gaiarine, provincia di Treviso, che però ha passato gran parte della sua vita a Parigi, dedicandosi allo studio e alla coltivazione di magnifiche collezioni di camellie. In questo settore l'abate Lorenzo Berlese era diventato uno dei più celebri conoscitori e cultori della materia. Aveva rapporti internazionali con tutte le società di orticoltura europee dell'epoca. Ricordiamo quella di Parigi, di cui è stato fondatore e anche avuto ruoli importanti fino a diventare vicepresidente, e all'interno della quale pubblicava tutti i suoi studi negli annali della società, che testimoniano tutt'oggi tutto il prezioso lavoro di coltura e di selezione di preziose camellie. L'abate Berlese nasce a Campomolino, come dicevo, e viene a studiare al seminario di Ceneda, diventa sacerdote e subito cerca prima a Venezia come precettore, poi trova subito dei contatti, prima a Vienna per studiare botanica e poi a Parigi trova dei contatti per stabilirsi, e lì comincia la sua importantissima carriera che lo ha portato a essere uno dei più grandi camelliografi europei dell'epoca. L'abate Berlese a Parigi comincia a selezionare le camellie, era un fiore che all'epoca era molto in voga, anche tra la nobiltà di Parigi c'era questo importante interesse per le camellie. I reali passavano nelle serre dell'abate a vedere le fioriture, a ammirare, e queste nuove varietà venivano dedicate anche a personaggi importanti che lui frequentava, come appunto lo stesso re, la regina e tutti i membri della corte. Oltre a questo, lui portò avanti naturalmente degli studi molto importanti dal punto di vista della classificazione di questo fiore, perché in questo momento di grande espansione delle varietà c'era il problema di classificare. E quindi cominciano a bozzare i sistemi di classificazione di questi fiori basati sulla forma, sui colori, sugli incroci, eccetera. E c'era il problema di testimoniare, di catalogare e di trascrivere queste cose, no? E quindi nascono le sue pubblicazioni, prima la monographie du genre Camellia, la monografia sul genere Camellia, che subito ebbe un grande successo e fu tradotta in inglese, in America, pubblicata a Boston, pubblicata a Berlino in tedesco, e anche in Russia, tradotta in russo, per dire subito la prima pubblicazione, a cui seguirono poi altre edizioni sempre più ampliate, fino a raggiungere l'apice, ed è questo il suo progetto, che è l'iconographie du genre Camellia, una iconografia quindi dove oltre alla descrizione di questi fiori c'era la rappresentazione a colori, solo che naturalmente all'epoca non erano possibili le rappresentazioni fotografiche di oggi. Siamo attorno al 1840, quindi lui vara questo progetto con la riproduzione a pennello di tutte queste camellie, trasferita poi su lastre di rame, che per fare delle incisioni preziosissime ritoccate a mano una per una. Ecco, questo prezioso lavoro vede la luce attorno agli anni 1840-43 in 3 volumi, ognuno con la rappresentazione di 100 camellie, tutti riprodotte e ritoccate una per una. E furono questi 3 bellissimi volumi che lo hanno reso famoso, il più celebre degli studiosi delle camellie. Dopo di lui altri hanno potuto fare esperienze simili, ma nessuno ha raggiunto questa bellezza e questa particolarità. Giusto per citarvi, insomma, i collezionisti si contendono a ruba quelli pochi esemplari che ancora non esistono, e pochi anni fa da Christie's a Londra è stata battuta la collezione di questi 3 volumi per 60.000 euro.
Quindi le collezioni dell'abate, prima una prima collezione che poi lui vendette, poi ne rifece un'altra e portò avanti fino ad arrivare a avere centinaia e centinaia di varietà. Venivano da tutta Europa all'esposizione annuale a Parigi per vedere proprio la collezione dell'abate Lorenzo Berlese. Tra le camellie più celebri possiamo ricordare che lui ha dedicato a importanti personaggi la camellia Duc d'Orléans, dedicata nel 1938 a Luigi Filippo d'Orléans, il re di Francia, poi la camellia Duchessa d'Orléans, che dedicò naturalmente anche alla regina, alla Madame Adelaide, la sorella del re, ma non si dimenticò mai delle sue origini e dedicò una camellia alla camellia Campomolendina. È molto bello vedere nella descrizione di questa camellia dove all'ambiente parigino spiega da dove venga l'etimologia di questo nome e dice che deriva da un piccolo villaggio nella provincia di Treviso tra Aquileia e Venezia, sulle rive del fiume Livenza, dove io ho avuto i natali, dice, e ogni tanto ritorno per portare un fiore sulle tombe dei nostri avi. È bellissima questa immagine, questo ricordo. L'abate Berlese naturalmente ebbe la possibilità di naturalizzarsi francese per i suoi meriti artistici e di riconoscenza però lui non rifiutò mai, non volle mai prendere la cittadinanza francese, stò sempre fedele, diciamo tra virgolette, alla sua patria, alla sua Campomolino, al suo paesello natale, dove aveva costruito anche una sua dimora molto bella, un bel palazzo, e dove venne gli ultimi anni della sua vita, dove morì praticamente e venne sepolto a Campomolino.